Buonasera amici di Sportisti, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la terza giornata della Coppa Trinagra che vede affrontarsi Atomo Networks e Palermo Futsal Club. Chinnici allarga, Vivarelli, buona l'aggancio, finta con il destro, poi sinistro, allarga, via Fiora! L'esultanza delle Leone del Palermo Futsal Club, 1-0 il risultato nel momento più difficile, Vito La Fiora, 1-0. È stato La Fiora a segnare. Aversa l'aggancio, cerca l'imbucata, lo trova adesso, poi non trova però la deviazione di Tortomasi sotto porta. Catania, palla al centro, la Fiora la fa passare, poi Chinnici, vola il mancino, lo trova, palla ancora in mezzo, Perleto che calcia! E palla sull'esterno della rete, aveva anche impattata molto bene qui Alessio Leto, però Tortomasi che lo sta guardando attentamente, lui va dall'altra parte. Gennaro in anticipo, grande lavoro qui per Leto che attacca la porta, Leto! E qui se l'è divorato col sinistro, ma grande giocata di Leto, ma soprattutto che passaggio di Gabriele Gennaro. Palla in mezzo, Cali la tocca! E poi compie un miracolo sulla girata al volo di Tortomasi. La controlla adesso il Palermo. Lorenzo Chinnici avanza, apparecchia per Gennaro, poi palla su Leto che calcia! E poi la palla entra in porta! E 0-2 risultato, Alessio Leto con il suo primo gol ufficiale, il secondo in maglia rosanero. 0-2 risultato, minuto 23. Palla imbucata, Gennaro cerca la giocata solitaria ma non riesce, poi Oliva sulla velocità, può calciare con la punta e poi Cali risponde ancora sul primo palo. Poi è stato annullato, ma chiaramente il gioco era già fermo. Chinnici per Lopez, buono qui il dribbling, guarda la porta! Lorenzo Lopez! Questa volta è tutto suo, ennesimo assist di Lorenzo Chinnici e gol da fuori di Lorenzo Lopez, 0-3 risultato, abbraccio con tutti. Palla su Chinnici che accarezza la sfera, poi allarga, Gennaro, buono l'aggancio e calcio in porta! E poi non arriva sul tapin Lopez. Ci ha provato Oliva da fuori e poi ha messo il piedone Calè. Palla ancora fuori, per conclusione, questa volta va benissimo per Emmolo che prende il palo e poi la palla si deposita in porta, 1-3, la riapre l'Atomo Networks. Catania rientra, salta tutti, Catania allarga la Fiora e poi la parata di Vitullo, la Verelli qui aggancia male però poteva sicuramente calciare di prima, poi apparecchia per Chinnici, deviazione, la tocca Vitullo con i piedi e poi allontana la difesa. La Fiora, lanciata in porta, c'è Vivarelli, va dall'altra parte, Catania! E non incrocia bene qui, palla che esce veramente di pochissimo. Centralmente la Fiora si gira, Vivarelli allo spazio, si mette sul sinistro, lo fa adesso Catania di prima e poi miracolo di Vitullo. Lombardo allo spazio, vuole il mancino, si appoggia, Oliva vuole rientrare anche lui, lo fronteggia Vivarelli, poi Aversa, l'imbucata! La tocca probabilmente Lombardo ed è 2-3 risultato, minuto 41, la riapre l'Atomo Networks. La tocca a Chinnici, rischia tanto Ferdinando Lombardo, buona qui la giocata con il tacco, Lombardo ancora, palla in mezzo per Tortomasi e Cali ancora, super Peppe Cali. Tortomasi ha chiuso benissimo, palla per la Fiora che pensa e calcia! Dove l'ha messa? Vito La Fiora! 2-4 risultato, che gol del capitano, esultanza rabbiosa! Chinnici cerca di saltare tutti, non riesce, già ammonito e rischia, Oliva ancora! Terza occasione per Oliva, tutte sbagliate così. Chinnici, Gennaro qui difende benissimo la palla con il fisico, la lascia lì per Chinnici! Si inserisce perfettamente, fa 2-5, ma magia di Gabriele Gennaro e si abbracciano i due. Bravi ragazzi! Lombardo sbaglia il tocco, Chinnici recupera il pallone, c'è Gennaro che calcia e non sbaglia Gabriele Gennaro, non sbaglia più sotto porta, 2-6 risultato, palla geniale di Lorenzo Chinnici. La palla però termina fuori. Chinnici cerca Gennaro, la tocca, lascia lì in campo, poi Mazzone, si allunga la palla, poi Gennaro trova ancora gol, doppietta personale anche per lui e raggiunge Vito La Fiora in questo tabellino di oggi. Lombardo, poi Lopez non vuole fare girare l'avversario, ancora in molo, palla in rimessa laterale e con questa azione finisce anche la partita.
2-7 il risultato, vince ancora il Palermo Futsal Club che rimane imbattuto sia in campionato che in coppa.